Benvenuto alla Taverna, Friuli Wines, il podcast definitivo sui vini di Friuli Venezia Giulia. Sono Wayne Young, l'host. Salve amici di vini friulani, sono Wayne Young, la Taverna, Friuli Wine. Come siete? Tutto bene? Oggi abbiamo un vecchio amico e un nuovo amico. Ben Little è il mio co-host oggi su questo podcast con Andrea Gaiotti, Castello di Sant'Anna, nelle colle della zona di Spessa di Cividale, la zona tra Cividale del Friuli e Corno di Rosazzo. Una rivelazione per me, una nuova azienda, una persona veramente ben informato, appassionato per il suo lavoro e i vini veramente, veramente buoni. Una persona con audace che prova delle cose diverse. È stata veramente una conversazione molto conviviale, molto rilassato e devo dire che Andrea ha veramente un bel voce per un podcast. Allora, senza pensare e senza parlare di più, ti lascio sentire questa bellissima conversazione con il mio amico Ben Little, famosissimo autore del Pignolo Cultivating the Invisible, grandissimo libro sul vitigno di Pignolo, e il mio nuovo amico Andrea Gaiotti di questa bellissima azienda Vista Mozzafiato, Castello Sant'Anna. Allora, sono molto contento. Ben, devi stare attento perché con te qui devo essere sicuro che rimane nella marcia dell'italiano, perché con te è sempre il mio primo istinto di parlare in inglese, allora devo stare molto attento. Chissà se parlate inglese io forse capisco metà. Sì, sempre vicino al microfono. Ah sì, scusa. Sì, esatto. No, allora, io devo ringraziare Ben che è qui oggi perché tramite Ben oggi ho conosciuto Andrea di Castello Sant'Anna, che è un'azienda che nella mia ignoranza non ho mai sentito né conosciuto prima. Allora, grazie Andrea per essere qui. Allora, questo è il mio difetto, ammetto subito che è il mio difetto, però grazie a Dio che abbiamo Ben Little qui che ci ha aiutato per conoscerci e conoscere. È sempre un piacere. Piacere mio, Ben. Piacere mio. Senti quando stai vicino al microfono, quanto bello che stai. Comunque, grazie Andrea. Lui ha fatto un lavoro già incredibile col Pignolo, no? Perché mettere vicino quasi 70 aziende che non si conoscevano, perché io potevo sapere di almeno 20 aziende, sì. Le altre 50 non mi immaginavo neanche che facessero il Pignolo, quindi tu hai messo vicino veramente. E infatti questo è proprio collegato al discorso della vicinanza o i vicini a casa. Ok. Quindi che oggi è la prima volta che hai incontrato Andrea. Esatto. E quindi questo senso, quello che il Pignolo mi ha portato a capire che ci sono così tanti produttori e non conoscono bene quello che il vicino a casa sta facendo. Quindi questo è un piccolo esempio che il mondo, l'universo è enorme ma anche piccolo. Sì, importante di aprire il cancello e poi andare fuori. Esatto. Ma comunque fai parte di questo gruppo di produttori di Pignolo, Andrea? Sì, sono tra, non so quanti siamo, una quarantina. Sì, 40 soci. Forse sarò anche il primo a uscire.
Forse. E allora come... Si mi fa arrabbiare. Allora non so chi ha trovato chi. Allora Ben l'hai trovato Andrea o Sì, viceversa? sì, Ben ha trovato E Andrea. come l'hai trovato Andrea come produttore Oh, di Pignolo? Sai che è una bella storia, anche perché Forse Giorgio, mio enologo. non sono Mi sicuro. pare che è venuto da lui, dopo lui ci ha potrebbe detto, essere. mi sembra di ricordare. Ma infatti anni fa, forse era 2011, ho fatto un corso di avvicinamento al vino Ok. con Giovanni Munisso, il grande Giovanni ok. Munisso. In quel momento lui... Un palato, un naso incredibile. Sai che lui faceva un po' quello che stai facendo ogni tanto da Elliot, Ok. a Manzano. E lui ha organizzato con il Movimento Turismo del Vino delle serate. Se mi ricordo bene, era una serata forse collegata al Pinot Nero, stranamente. Ma quello che mi ricordo era la serata da Castello Sant'Anna. E in quel momento ho assaggiato uno dei migliori Pinot Nero Ok. mai assaggiato in Friuli Venezia Giulia. So non solo Pignolo, ma anche No, Pinot infatti, Nero. no, questo è quando... Sì, sono un masochista, non mi basta il infatti, Pignolo infatti per volermi bene. piace soffrire, no? Infatti Esatto. dobbiamo dire al pubblico che stiamo assaggiando Un vino veramente bello. un bello, Pinot bello, Nero Un po' particolare, metodo no? classico. Sì, con quanti mesi sui lieviti? Fai conto tu, 2012 è stato messo in bottiglia Ok. e l'abbiamo sboccato a ottobre di quest'anno. Quindi, 130? 11 anni, 132 mesi. Poi 132 mesi. Adesso di preciso dovrei andare a vedere il momento in cui l'ho imbottigliato e tutto, non mi ricordo se era maggio o giugno, quindi probabilmente più di 132 mesi. Sai che dobbiamo fare una degustazione, perché ieri, insieme con il grande Paolo Rodaro, ho assaggiato uno dei suoi 102 mesi sui lieviti. Wow. È incredibile come questo qua, secondo me, sì, dobbiamo, quindi scusateci pubblico. No, Ma esatto. questo mi ha colpito, che io pensavo dal punto di vista del discorso del metodo classico, Certo. e anche un Pinot Nero in purezza, Pinot Nero dalla collina, quindi colli di Spessa, entrambi, perché voi siete vicini a casa. Certo, siamo dirimpettai. Ma onestamente in questo momento non ci sono solo due aziende, secondo me, in Friuli Venezia Giulia, che hanno fatto due metodo classici, 100% Pinot Nero, con più di 100 mesi sui lieviti prima della... Andrea e Paolo Rodaro. Qua c'è anche della ribolla, No, quello è un altro discorso. No, qua c'è anche ribolla. Oh, c'è anche ribolla? Sì. Dentro questo vino c'è anche il ribolla già. C'è un 40% anche di ribolla. Ok. Sì. Quindi dimentichiamo tutto il discorso che abbiamo. Quindi Paolo Rodaro, hai rovinato tutto. No, infatti prendo l'occasione di... No, è giusto, no? Quindi, ma c'è il Pinot Nero, 60%. 60% di Pinot Nero, 40% di ribolla. Però è meglio che rimanga fra di noi. No, ma io non dico niente. Ma sì, sicuramente questo è se qualcuno passa dalla strada, è la strada di Sant'Anna, si dice? Sì, io ricordo oggi proprio il navigatore mi ha detto gira a sinistra sulla strada di Sant'Anna. Quindi fateci sapere esatto. Il nome dell'azienda è Castello Sant'Anna. Ma sembra un castello. Ma è veramente un castello? Sì. Beh, insomma, lì probabilmente intorno all'anno 1000 c'era già qualche costruzione, no? Notizie certe non ce ne sono.
Noi anni fa avevamo fatto una ricerca privata per trovare qualche toponimo, qualche nome da dare, sai, di qualche vino, qualche uvaggio. Quindi avevamo fatto una ricerca storica, siamo arrivati intorno all'anno 1600, dopodiché questa ricerca cominciava a essere anche un po' dispendiosa, comportava andare anche a archivi privati a Roma, di alcune famiglie, per cui abbiamo abbandonato un po' il progetto. E il mio vicino di casa, che purtroppo è mancato lo scorso anno, si era riproposto di fare una ricerca storica di questo luogo. È un luogo che, insomma, il Tito Miotti descrive nel suo libro sui castelli del Friuli Venezia Giulia come comunque una fortificazione probabilmente risalente al XII-XIII secolo, Wow. se non precedente. Adesso le costruzioni che ci sono ovviamente sono datate tra il 1500 e il 1700. Sì, mi hai mostrato dalle, come si dice, drawings, ok. schizzi La piantina, la mappa, piantina della sì, mappa Della dell'edificio. quella, sì, quella è del 1800 e qualcosa, sì. È una cosa incredibile, tutto fatto a mano, Sì. con tutti i dettagli, tutte le camere, stanze. Proprio... Sì, la costruzione, sì, un tipo di architettura. Sì, il pianogramma, ok. il lavoro di un geometra. La planimetria, ok. sì. Per ogni stanza, la descrizione della stanza, sì, era una mappa del 1800 qualcosa, se non ricordo esattamente. Sì. Comunque sì, un luogo storico molto bello, una posizione secondo me unica, perché siamo su questa collina, la prima collina. È molto bello. La vista oggi che ho visto era sulla meravigliosa. pianura, quindi possiamo spaziare il nostro sguardo fino al Cansiglio, fino praticamente a Pordenone, guardare le Dolomiti friulane. Si intravedono anche molto spesso le Dolomiti, il Civetta, l'Antelao, il Pelmo, si vedono quando sono giornate limpide e pulite, dopo magari un temporale si vedono tranquillamente. E poi ho tutto l'arco alpino nostro, quindi tutte le Giulie, le prealpi nostre, il Monte Nero, la nostra destra, insomma le nostre montagne di casa, come le chiamo io. Montagne di casa, mi piace. Le montagne di casa, non quelli esteri, quelli di casa. Beh, insomma, sai, non quelli stranieri. Io il Monte Nero lo considero di casa, anche se siamo in Slovenia. Anche se in Slovenia, esatto. Sì, ma insomma, è di casa, nel senso... facciamo parte tutti della stessa terra. Sì, esatto. Sì. Questi confini sono solo concetti, no? La ragione è quella. Geopolitiche. Esatto. Abbiamo vissuto in un angolino per troppi anni, no? Eravamo proprio un corner. Il Friuli era probabilmente poco conosciuto perché oltre di noi c'era un po' questa cortina, no? Certo. Iniziava il mondo dell'est. A parte non so, 60% dei militari che hanno fatto il loro servizio in Friuli. Per cui ben venga queste aperture delle frontiere, insomma. Ma la storia della tua famiglia in questo posto, che cos'è? Sei tu o tuo padre che ha comprato tuo nonno? Sì. Ok. Mio nonno nel 66, qualche anno prima, decide che forse era giunto l'ora di andare in pensione. Mio nonno era del 1904, quindi diciamo intorno ai 60 anni ha cominciato a pensare, ma forse è l'ora di ritirarsi, di lasciare l'attività che aveva ai due figli, che era mio papà e mio zio. E nel 66 trova questa bella, secondo me bellissima edificio, porzione di edificio, perché ovviamente il castello, insomma, siamo 4 famiglie che ci abitiamo, e si trasferisce lì. Decide di trasferirsi da Cividale a Frazione di Spessa, appunto questa azienda, e di coltivare la vite. Infatti lui acquista questa casa con una decina di ettari. Ci sono 3 ettari già di vigneto, boschi, seminativi, eccetera, eccetera. Si vuole concentrare però principalmente sulla produzione del vino, perché gli piaceva il vino, il buon vino, e quindi l'idea era fare un vino per se stesso e per gli amici, principalmente.
piano piano porta avanti questa attività, pianta altri vigneti e fa le prime bottiglie, parliamo degli anni 60, tutto principalmente per gli amici. Poi dopo, piano piano questa cosa si allarga, ovviamente comincia a vendere anche le prime bottiglie. Sì, perché non c'era, dobbiamo parlare del fatto che non c'era un mercato internazionale per il vino negli anni 60. Non c'era. No, era tutto, infatti se ricordo bene c'era un periodo forse prima degli anni 60 che il fabbisogno dei friulani, la produzione interna non era abbastanza, dovevano importare dei vini dal fuori del Friuli per soddisfare la richiesta. Certo. Non so, forse anni 60 è già stato cambiato, però io ricordo parlando con delle persone che importavano del vino dalla Puglia praticamente per soddisfare il bisogno del consumo dei friulani, però questo potrebbe essere anche 60 anni prima. Sì, non so se sarebbe stato esattamente solo per quel motivo. C'era anche la pratica che in quel momento sicuramente i francesi avrebbero comprato vini italiani per tagliare certo. I vini che producevano loro. Succedeva anche in Friuli questo, no? Sì. Aiuto almeno dicono che nasca da questo, il fatto che comunque era un vino tagliato con vini del sud Italia, no? Certo, e poi più colore, più frutta, tutto qualcosa. Si può parlare anche il clima degli anni 60 rispetto a quello che abbiamo oggi. Certo. Mio nonno iniziava a fare le vendemmie ad ottobre. Sì. Adesso noi a ottobre finiamo le vendemmie, ci siamo spostati di un mese più, un mese e mezzo rispetto a 50 anni fa, 60 anni fa. No? Quindi gli anni 60 il consumo era proprio interno, locale, diciamo. Veramente locale, neanche nazionale. Spesso gli unici che imbottigliavano all'epoca era Rubini. Ok. Un'azienda storica, sì, esatto, sempre vicino a te. Sì, esatto, e dopo c'era un'altra azienda che è un po' oltre dove sono io, che si chiamava Colli di Spesa, che era proprietà di un veneto che imbottigliava altri. Nella mia zona non c'erano, cioè si produceva del vino sfuso per uso personale e per essere venduto sfuso in Damigiano. Gran parte delle aziende attuali prima vivevano sulla zootecnia. La viticoltura si è sviluppata all'inizio degli anni 70, diciamo, no? Sì, con la fondazione del consorzio, esatto, dove siamo in questo momento. Nel Tasting Academy. Kismet, esatto, il Tasting Academy, siamo qui. Sì, grazie a Dio che ci hanno dedicato questo spazio alla taverna per lasciarci registrare anche after hours, no? Perché siamo un po' after hours oggi, ma non tanto, ma quasi, dai. E quindi in quel momento lui si chiamava, era Pietro o Piero Rubini? Credo che lui era il primo presidente del consorzio Colli Orientali. Insieme era Rubini? Con il papà di Paolo Rodaro, Luigi. Ok. Quindi hanno fatto il primo consiglio, credo, del neonato consorzio Colli Orientali. Ma quindi parliamo degli anni 70, quando tutto è iniziato a cambiare. Ok. E allora tu sei stato, Andrea, uno dei primi che hanno messo proprio vino in bottiglia. Diciamo di sì, all'epoca almeno non erano molti quelli che vi imbottigliavano, no? Diciamo, iniziato in modo magari un po', diciamo, amatoriale, no? Cioè, però dopo piano piano negli anni 70, negli anni 80 questa cosa è cresciuta e ovviamente poi sono mettuto mio papà, perché mio papà a un certo punto, a poco più di 50 anni, ha fatto una scelta di vita, ha abbandonato l'attività che appunto stava proseguendo del nonno per questa attività che poi gli era sempre rimasta nel cuore, perché una volta che è morto il nonno nel 78
tra i due fratelli quello che ha continuato a seguire l'azienda era mio papà. A un certo punto i fratelli non vanno più d'accordo, si vogliono dividere, mio papà dice, ben contento, dice vai, io vado, mi ritiro e vado in quel Ok. dispensa a fare del vino, e così ha fatto. Quindi lui all'età di 52 anni, 51 Ah, anni, il tuo papà. sì, abbandona la sua attività, bella avviata, e si butta in questa nuova avventura. Se ci penso, ci ho pensato negli anni passati, cioè alla sua età probabilmente io non avrei avuto il coraggio di fare una scelta simile. Non è stata una cosa facile, penso, È stato però giovane, 52. sì. Devo Certo, ammettere Sì, di però ma avere qualche anno in più. giovane in confronto di me, assolutamente, Sì. però 52 per cominciare in questa stravolgere avventura. la tua vita, cambiare Esatto. lavoro, non è una cosa tanto semplice. È una storia simile alla famiglia Rapuzzi, Paolo e Dina. Sì, beh, È vero, gli è stessi vero. anni anche, sì, il papà di Perché Paolo, certo. Paolo ha lavorato con Olivetti Esatto. e Era, quindi... era concorrente dei miei genitori. Ah, Veramente? Allora, la Wow. famiglia Rapuzzi vendeva i mobili d'ufficio, i Sì. miei genitori li producevano, oltre a Ah, Wow. quindi ok. Olivetti, insomma, era un competitor della Gaiotti Ah, in ok. quegli anni, Ma insomma. poi entrambi Siamo finiti a hanno- fare vino. sì, hanno scelto questa strada della viticoltura. Sì. Esatto. Tu quando sei entrato, ma tu hai Allora, preso nell'85 subito? entra mio papà. Mio papà appunto lascia stare la sua attività nell'85, Ok. si trasferisce in questa bellissima casa, e rinnova praticamente l'azienda, la rinnova completamente, dai vigneti alla cantina, investe ovviamente moltissimo, rifacendo i vigneti, gran parte dei vigneti, e totalmente la cantina. E io arrivo negli anni 90, dopo una laurea in economia, che ho finito con non difficoltà, però diciamo mi sono ritrovato a un certo punto che non volevo, probabilmente non ero più interessato a questa laurea, perché mi ero avvicinato al mondo del vino, mi ero avvicinato all'azienda del papà, a queste vendemmie, alle ore, le giornate passate in vigna e in cantina, e quindi a un certo punto non ho avuto più interesse per questo settore, che era stata tutta la mia vita finora, perché avevo fatto le superiori in ambito economico e anche l'università. Finisco l'università e inizio gli anni 90 per lavorare in azienda. Oh, ok. Allora, enologia non hai studiato. No, arrivo, Però diciamo, ovviamente, vergine a questo ma settore. ovviamente economica aiuta tantissimo gestire un'azienda, questo è Sì, importante. Tu hai un vantaggio sopra degli altri produttori può che, essere. come Esatto. me, perché se chiedi mia moglie, dice che io non riesco a gestire i soldi, allora sì, quando qualcuno ha una conoscenza di economia e dice ok, riesco a gestire economicamente l'azienda, secondo me quello è un grandissimo vantaggio. Diciamo, tutto aiuta, no? Però diciamo, io sono dovuto ripartire da zero, come ha fatto mio papà qualche anno prima. Cioè, nel senso, mi sono buttato, e la prima cosa che mi ha fatto fare mio padre ha detto vai pure a potare. Io ho iniziato dal basso, giustamente, Ma e devi, mi piaceva sì. tantissimo. Per cui ho passato i primi anni a potare, a fare tutti i lavori in vigna, eccetera, eccetera. Poi piano piano sono arrivato a gestire la cantina, che a lui non piaceva molto, per cui ci siamo trovati a un equilibrio. Lui gestiva a un certo punto la campagna, io gestivo la cantina, ed è stato, diciamo, forse il periodo più bello, no? Perché eravamo in due, l'azienda non era grandissima e si riusciva a gestirla molto bene. Dopo purtroppo il papà è mancato, e un po' tutti i nostri piani sono andati a catafascio. Sì. E pur piccola, perché comunque parliamo di un'azienda che attualmente ha 7,5 ettari, comunque gestirla da sola non è così semplice, No. insomma, no? E anche perché, come si diceva prima, è gestita in modo biologico ormai da quasi una decina d'anni,
quindi anche dal punto di vista agronomico comporta delle scelte. No, questo era un grande cambiamento, quindi non... Sì, questo è un grande cambiamento che Hai, volevo fare molto prima, hai fatto ma un ponte per certo, raggiungere sai, questo è stata punto. un'azienda che abbiamo tralasciato un po' di cose, ma insomma è stata un'azienda che è sempre stata attenta a tutto il discorso sostenibilità, ambiente, per cui diciamo è stata una scelta quasi obbligata che volevo fare, come dicevo, molti anni prima. L'abbiamo fatto forse qualche anno di ritardo, ma insomma l'abbiamo fatta e sono ben contento di averla fatta. Sono felicemente biologico, dico, e te lo dico in un'annata che non è stata forse tra le più semplici, anzi molti dicono forse la più difficile degli ultimi 30-35 anni. Infatti io non mi ricordavo un'annata così difficile, ne abbiamo avuto di difficili, Sì. è stato un 2010, un 2015, cioè ce ne sono state di annate difficili, ma diciamo una così difficile io non l'ho mai vista. 2 grandinate, però no, spero, insomma, un'annata veramente speriamo da dimenticare anche velocemente. Però ti dirò, la scelta è stata fatta e non si torna indietro, sono felicissimo di averla fatta e non vedo altre alternative al biologico, sinceramente. Sì, Se sì. vogliamo dare un futuro a noi stessi e alle generazioni future. C'era un momento nella tua vita quando hai cambiato l'idea di, ok, adesso devo fare assolutamente biologico. C'era qualcosa, qualche switch, qualche momento quando hai detto, ah, adesso so che devo cambiare, o è sempre stato lì indietro della tua... Allora, è stata una cosa che era nata subito dopo l'università. Finito l'università ho fatto un corso di marketing Ah, ok. nel settore agroalimentare e in questo corso interessantissimo, che poi dici vabbè, sai, sono quei corsi, però in ogni cosa che tu fai trovi sempre qualche spunto interessante. E in questo corso, mi ricordo ancora, c'è stata una lezione fatta dalla Micheloni, la presidentessa della AIB friulana, quindi l'associazione biologica. È stata secondo me illuminante quella lezione e io sono arrivato a casa e mi ricordo quel giorno, ho detto a mio papà guarda che dobbiamo fare biologico anche noi, si parlava di 30 anni fa, più di 30 anni fa. E lui sul momento fa, ma sai, qua abbiamo un consulente, non è proprio d'accordo, insomma, non era così semplice far cambiare la mentalità a una persona che aveva fatto comunque una scelta convenzionale da sempre, no? Anche pur attenta, anche se dagli anni 90 noi comunque avevamo aderito a un piano di difesa con un limitato numero di interventi Sì. che veniva già all'epoca fatta dall'azienda. Comunque siamo arrivati al punto che 2014 è annata veramente da dimenticare, Mhm. pur in presenza di prodotti chimici di sintesi sistemici, anche se limitati, le uve non erano quello che noi ci attendevamo e lì è stata un po' l'anno di svolta, abbiamo detto, supportati da questa idea anche da un amico che era in biologico da qualche anno più prima di me, possiamo dirlo, da Questo è Stefano, sì. Stefano Novello Bronco Severo. Bronco Severo, Sì. che mi dice guarda che io comunque quest'anno ho delle uve bellissime anche Va bene per me, Andrea, va bene per me, per te, e di sì. fronte a questa cosa qua, appunto a questa evidenza, io ho detto beh allora l'anno giusto per cambiare, il prossimo anno faremo biologica. Che annata è stata quasi? È il 2014. 2014. Ah, ok, durante quell'annata Sì, piovosissima. sì, esatto. Ok. E da lì abbiamo cominciato. È stato una svolta perché abbiamo dovuto ovviamente ricominciare da zero perché devi ripensare veramente È un percorso di quanti anni? 3 o 5? Beh, 3 anni per la riconversione, no? Sì. Ma è un percorso che devi Quindi intraprendere. non è una scelta che si fa così. No, devi rivedere magari anche le attrezzature che hai in cantina, il modo di lavorare, i trattamenti, farli prima della pioggia invece che dopo, cioè tutta una serie di cose che
a cui io probabilmente non ero preparato, per cui mi sono appoggiato all'inizio allo studio Bigot, che secondo Sì. me era all'epoca numero uno che c'era in regione, Sì, sì. e così ho fatto. E siamo arrivati Ma è appunto. importante di avere anche un amico come Stefano che come un supporto morale, che uno che dall'altra parte del ponte potrebbe dimostrare, guarda, No, certo, quello è fondamentale. raggiungerai, Poi devi Andrea, trovare qualcuno dall'altra parte Viene che da sia... nostra parte, Sì. vedi quanto bello diventerà, no? perché loro sono così vicini. Dall'altra parte, Stefano è di Prepotto, Ok. quindi si Non, potrebbe... non sapevo della posizione dove siamo stati oggi, che sei così vicino a Stefano. Siamo in linea d'aria 2 chilometri da Sì. Prepotto. Ok. La collina dietro alla Pineta, per dire, siamo Sì, già nella in Valle di Irlanda Prepotto. si dice si potrebbe tirare un sassolino dalla porta mia alla porta tua. Ok. Quindi sono così vicini. Vicinissimi, Sì. ok. Comunque, sì, a parte lo studio di Bigot, il Davide, che poi la persona di Davide Mosetti che mi ha seguito in tutti questi anni, nella consulenza agronomica, sì, è molto importante anche avere delle amicizie come Stefano Sì. per tutta una serie di cose, di problemi, o ti può essere d'aiuto sicuramente. Condividere. Condividere, un po', certo, problematico, così cose, certo. Bisogna fare squadra, forse. Sì, questo è onestamente come uno straniero, è quello Certo. di cui ho parlato. E infatti Che molto spesso non si volevo fa. chiedere, ci sono delle altre aziende con cui sei, non so, vicino, che si condivide, che si confronta, a parte di Stefano? Ma a parte Stefano, noi facciamo parte poi anche della FIVI, dei vignaioli indipendenti, e quindi anche Allora lì con Bruna, con Bruna, certo, che è un'altra realtà della zona. Federico Stropoletini, Federico, certo. Lorenzo Mocchiuti. Sì, si cerca di fare abbastanza squadra. Sì. Vedo Christian Keber, credo, dal Sì, Roglio. sì, Quindi sì. stiamo parlando di Nomi importanti. vignaioli Sì, di... sì. E abbiamo un gruppo WhatsApp per cui vedo che molto spesso Dai. tematiche anche burocratiche di qualsiasi cosa, sai, se uno ha un dubbio È un gruppo WhatsApp del FIVI? dal FIVI, per cui sai, Posso uno entrare anch'io? No. sei vignaiolo? No, Sei sono indipendente? vignaiolo. Sei No. indipendente o non sei Sono vignaiolo? indipendente. Non si può, Quello è Wayne, vero. non si può. Sai, io voglio sentire tutti i segreti. Non ci sono segreti, non ci sono No, non segreti. sto scherzando. Ma la Comunque, Solo per essere il cosiddetto fly on the wall. No? sì. Io non dico niente, però voglio sentire. No. comunque un bel gruppo, ti Scherzi dirò. a C'è una parte. bella famiglia, sono secondo me aziendine che hanno un focus abbastanza simile, no? Per cui puntano tutti alla qualità, non sono di grandi dimensioni, hanno una gestione familiare. Ma questo discorso dell'equilibrio fra l'umanità e la natura è questo che mi piace diciamo, il manifesto o la missione di FIVI, di altre associazioni che sono più collegate al mondo organico, biologico, naturale. Sì, anche se è vero che comunque non tutti gli associati FIVI sono biologici o biodinamici, Sì. no? Cioè quando tu vuoi entrare in una società del genere non ti viene richiesto essere o no biologico o biodinamico. Sì, questo è un bel discorso se lo sei meglio, no? nel mondo del vino naturale, Sì. che ci sono tanti che non sono certificati. Lo diventeranno col tempo. Comunque sì, È un piano. passaparola, Sì. poi come è successo a me, immagino che succederà anche ad altre aziende, cioè quando tu vedi l'esperienza di un'altra cantina che magari è nella collina di fronte alla tua, riesce a fare un vino sano, senza difetti, producendo delle uve sane, mature, concentrate, con l'uso solamente di zolfo e rame, vedi che Sì. probabilmente più di qualcun altro cambierà idea, insomma. Io trovo veramente una cosa che mi ha dato molta energia, che ovviamente dopo tanti anni di una viticoltura convenzionale,
il fatto di passare al biologico mi ha dato veramente una grande carica di energia, no? Perché tutto nuovo, tutto Sì. una sperimentazione, una prova, ovviamente puoi sbagliare, ma è normale questo, no? Ma sbagliare, che questo mi ricordo questa conversazione che abbiamo fatto prima, che si cresce con dell'avversità, no? Certo. Quando hai delle sfide, questo è il modo di cambiare, di trovare nuovi modi per affrontare queste sfide con nuove idee, per nuove tenere un po'... soluzioni. Sì, trovare una soluzione, assolutamente. Infatti mi sembra che questo vino che stiamo assaggiando adesso viene fuori di quell'avversità. È una grande soluzione. Sì, esatto. Se questa è la soluzione, voglio più problemi. Ma molto spesso, come si parlava prima, insomma, le cose interessanti nascono appunto dalle avversità, no? In momenti di difficoltà uno tira fuori tutto quello che può tirar fuori. Lo standard, la vita, la routine di ogni giorno non ti aiuta ovviamente a trovare nuove soluzioni o a provare qualcosa di diverso. Stai nel tuo status quo, stai bene perché devi cambiare, no? E annate come queste, annate difficili come sono state il 2010 di questo vino qua, ti fanno provare a fare qualcosa di diverso, no? Dici, ma perché non provare? Perché non sperimentare, io dico. Non hai niente da perdere. Non hai niente da perdere, esatto. E diciamo che anche nel silenzio, nell'invisibilità, da solo hai iniziato anche a fare altre sperimentazioni enologiche, anche pensando dell'uso di alcune anfore. Ma infatti volevo chiedere se c'erano altri momenti di difficoltà che ti hai portato di trovare altre soluzioni o altri metodi. Volevo a parte di questo spumante molto molto buono, altri esempi di questo situazioni Beh, ha già spoilerato la risposta, no? Esatto. Grazie Ben. Sei sei sempre un tesoro, sai. Devo partire subito. No, il discorso Anfore è nato nel 2019, quindi è una cosa abbastanza recente. No, è il discorso delle macerazioni che si faceva un po' prima ancora di entrare qua in discussione davanti ai microfoni. Un'idea che mi balinava già da un po' di anni, essendo appunto biologico, e l'idea di riuscire a carpire da queste uve che si faceva, secondo me, incredibili, quanto più possibile. Quindi la macerazione, secondo me, era uno sbocco quasi naturale di tutto questo percorso che si faceva in vigna. E inizialmente questa macerazione a me non è che piacessero più di tanto. Le prove che avevo fatto nel 2010-2011 poi sono rimaste lì nel cassetto, e adesso, risentendolo magari a distanza di molti anni, mi sono pentito di essermi fermato, forse perché non avevo capito fino in fondo questi vini macerati. E ho ripreso nel 2017, perché nel 2017 c'è stata questa gelata primaverile, il 21 di aprile mi pare che fosse. Aprile, lo ricordo, 2021. 2021, una cosa del genere. Quella mattina maledetta, quando nel giro di poco più di un'ora il sole che sorgeva a questo mezzo grado sotto zero ha bruciato praticamente il pino grigio, che aveva già una trentina di centimetri di germogli. Sì. Quindi un'annata sfortunatissima, probabilmente, dove pensavo di perdere assolutamente tutto. Mi è balenata l'idea di provare a fare questo pino grigio, e avevo visto fare da un altro produttore vicino, Stefano. sempre lui che torna dentro, sempre lui, fa questo pino grigio eccezionale che mi piace tantissimo. Adoro. E quindi l'idea era, perché non lo provo a fare anch'io? Un'annata come questa non ho nulla da perdere, e veramente ho provato. E questa prova mi ha dato la forza di iniziare a rifare i macerati dopo
6 anni che non li facevo. L'esperimento è andato bene e nel 2017 io il mio Pinot Grigio continua a essere fatto con una fermentazione sulle bucce. Ovviamente sperimentando vari tempi di macerazione che sono andati anche a 3 mesi di permanenza sulle bucce, insomma un po' di tutto, dai. Si prova. E nel frattempo poi sono arrivate queste anfore, questo era successo appunto nel 2019, in concomitanza con questo vigneto storico di Toccai friulano che abbiamo in gestione da qualche anno. Un vigneto molto molto interessante e con ceppi che hanno sicuramente oltre i 100 anni di vita. Wow. E che gestiamo in modo biologico. Ovviamente la vigna era gestita fino all'anno prima in modo convenzionale, quindi è stato 3 anni anche lei in conversione. Abbiamo fatto già 5 vendemmie, una più interessante dell'altra, a parte l'ultima purtroppo dove la grande ci ha distrutto completamente il raccolto. Ok. Però diciamo questi vini mi hanno dato un po' la voglia, la gioia di continuare a fare questo bellissimo lavoro che ho scelto 30 anni fa di fare, no? Grandissimi vini, secondo me, interessantissimi, che emozionano. Quello che mi interessa in questo momento fare è fare vini che emozionano. Questi secondo me sono vini che danno emozione. Come consumatore, ma anche una persona che va in giro, ma sto parlando adesso come consumatore, è quello che io sto cercando. Vini che mi emozionano. Penso che una bella fascia di pubblico, sicuramente giovane, in questo momento sta cercando dei vini un po' diversi, un po' fuori le righe, che diano delle emozioni, no? Cioè, di cose banali di questo mondo, a parte il prodotto del vino, in generale ce ne sono molte, no? E quindi secondo me era una scelta obbligata. C'è un'azienda di 7 ettari che produce 20.000 bottiglie. Puoi fare un vino comune, banale? No, devi puntare a fare qualcosa veramente di diverso e che ti emozioni, no? Secondo me questi vini, nel bene e nel male, sono autentici. Sono autentici, esatto. Sinceri. Sì, quello sì, sicuro. Bene. Sì, mi piace questa idea che un'azienda piccola non può dire faccio le stesse vini che fanno un altro grandissimo produttore che fa 500.000 di bottiglie, perché è impossibile che tu, che hai studiato economia, avere la stessa economia di un'azienda grande. E allora un'azienda piccola deve puntare su una specialità, deve puntare su forse una nicchia, per mancanza di altre parole. Secondo te, la tua azienda, che cos'è la nicchia, la specialità della tua azienda? Domanda difficile. Mi piace fare le domande difficili. No, un'idea, qualcosa. Ovviamente perché la macerazione, questa sperimentazione. Un po' un insieme di cose, no? Cioè, uve biologiche, macerazioni, tempi di maturazione molto lunghi. Noi usciamo con i vini bianchi dopo 2 anni, per dire, i rossi normalmente. Ma non macerazione di 2 anni? No. I macerazioni vanno intorno al mese, ai 30 giorni. Ma un élevage, un affinamento. Di 2 anni per i bianchi, invece di essere un'azienda che fa 6 mesi bianco dopo dell'annata. Sì. Esatto. No, solo per essere chiaro, perché hai detto non conosco macerazioni molto lunghi, 2 anni. No, non 2. Sì, 3, 6 mesi, 8 mesi nel caso di un produttore del Pignolo. Ma allora abbiamo assaggiato insieme un friulano che aveva macerato, che aveva quanti mesi? Questo era 1 mese? Ma questo ha fatto 1 mese di macerazione. Anfora, quello lì? Sì, ha fatto l'anfora, quindi un mese di fermentazione sulla buccia. Nel momento che finisce la fermentazione viene svinato, pressato e rimesso in anfora. In quel caso 2 anni di sosta sui lieviti, quindi
si arriva a una stabilità, a una maturità tale che ti permette poi di andare in bottiglia senza nessuna chiarifica, senza nessuna stabilizzazione, Filtrazione. nessuna filtrazione, esattamente. Quindi il tempo fa, Esatto. il tempo fa E- questo lavoro. Se qualcuno ha Senza la filtrazione, Sì, wow. sì. Se si ha, questo è dovuto al fatto che Solo sono la comunque decantazione sono naturale. contenitori di piccole dimensioni. e ti no? ricordi il colore Ma era cristallino. perfetta, sì, esatto. Quindi questa è un po' l'esperienza. Si deve fare cose, si deve fare questi passi per Esatto. capire che sono passi fattibili. Beh, un po' lo impari sperimentando, un Sì. po' anche rubando le idee a altri colleghi. Da Stefano. Ma questo fa beh, questo ma è quello che ci dice che dell'importanza il del gruppo gruppo, aiuta, della certo, squadra, certo. del senso dell'unità, Certo. di essere insieme, che io posso Non si fare. cresce altrimenti. Sì. Beh, Se come- ognuno di noi facesse una vendemmia all'anno, cioè al massimo io potrò fare 50 vendemmie. Il fatto di essere un gruppo, se ognuno di noi fa una vendemmia, alla fine Sì. sono 30, 40, 50 vendemmie e ognuno di noi può avere un'esperienza diversa da poter condividere con gli Non altri. so se in italiano la parola è funumbalismo. What? Di essere un Funambolo? funambolo, bravo. Funambolo? Quindi questi sono Aiutami. le persone che imparano come si fa il cammino su una corda. Ah, ok. The Okay. tightrope Tightrope walkers. Okay. Walking the tightrope. Quindi loro che hanno la capacità di trovare l'equilibrio o su una corda veramente stretta o una corda meno stretta. E loro in inglese si chiamano slackliners. Ok, yes. Ma la pratica è la stessa. Funumbalismo. In inglese funumbalism. Yeah. Funambalism. Sì, si Diciamo- traduce come la capacità di buttarsi, tenere L'equilibrio. l'equilibrio. ma allo stesso tempo anche buttarsi, perché sai, Sì. se uno, come si diceva prima, rimane sul suo divano, guarda la televisione, sì. non farà mai niente nella vita, bisogna un po' anche buttarsi. Questo di sfidarsi. E quello forse mi ha aiutato un po' anche la mia vita, insomma, il fatto di aver fatto sempre dello sport, magari anche un po' Sì. pericolosi, quindi insomma, Sì. buttarmi, cioè la curiosità, perché Sì. bisogna essere principalmente curiosi, se non sei curioso non andare da nessuna parte, e avere anche una bella dose di coraggio e buttarsi, perché le nuove avventure, se non ti butti, non le farai mai, ovviamente, no? Sì. Le rimanderai, rimarranno dei sogni, ma non le E dire, lo realizzerai. fra tutti i gusti e sapori e quello che si trova nei tuoi vini anche questo carattere. Ah sì, normalmente la gente che viene da me, che assaggia i miei vini, rispecchiano il tuo modo di essere, il tuo modo Sì. di fare, dopo che mi hanno conosciuto, insomma, no? Com'è il tuo cliente media? Chi sono? Cosa cercano quando vengono da te? O anche quando tu vendi fuori dall'azienda? Cosa sono i tuoi clienti che ti Amanti cercano? del buon bere, direi. Ok, questo è Curiosi, Mhm. molto curiosi, quindi aperti a nuove vini, a nuove esperienze, persone, ma fino a qualche anno fa avrei detto di 45-50 anni in su. Adesso ti dirò, gli ultimi anni vedo un abbassarsi della clientela, Sì. c'è un ritorno di, vabbè, giovanissimi no, perché però 30-35 anni. Ma questo è anche quando si parla del vino, il mercato del vino, nel mondo del giornalismo, tutte le statistiche di cui tanti stanno scrivendo adesso, i giovani bevatori del vino non ci sono tanti. Infatti. Quindi stanno ovviamente guardando verso o la birra artigianale, Mhm. alcuni superalcolici come gin, come vodka, come whisky, che hanno anche loro delle proposte larghe, profonde, non sono solo prodotti di
un livello di alcol, di un grado alcolico. Quindi le sfumatori dei diversi gin, le infusioni, vodka, la stessa cosa, whisky assolutamente. E come un irlandese devo alzare Sì. la bandiera per Ma certo. la whisky o il whisky irlandese. Comunque è un grande problema che il mondo del vino avrà bisogno di affrontare. Assolutamente. E quindi Però ti dirò, quest'anno è stato fatto l'ennesimo mercato dei vini indipendenti, quest'anno per la prima volta a Bologna, no? Ci sono stati, mi pare, 24.000 ingressi in 3 giorni, no? Io vedo che comunque c'è una marea di persone giovani, Sì. mediamente giovani, cioè dopo c'è, per l'amor di Dio, anche la persona oltre sessantenne, però la maggior parte sono veramente ragazzi giovani, trentenni, quarantenni, molto interessati al mondo del vino. Secondo me il lavoro che è stato fatto negli ultimi anni da associazioni tipo l'AIS, l'ONAV o altre associazioni nel proporre, nel promuovere il vino con i corsi, eccetera, eccetera, ha avvicinato molte persone. Stimolando questa curiosità. Poi dopo, Sì. secondo me, in questo momento il vino è moda, cioè fa figo saper bere una bottiglia di vino, cioè saper scegliere una bottiglia di vino. Cioè, chi va adesso in ristorante è piacevole anche aprire un listino, sapere scegliersi la bottiglia giusta da abbinare alla pietanza. Quindi c'è tutta una curiosità intorno al mondo del vino, secondo me sta stimolando moltissimo le nuove generazioni. Ma arrivano da te, parliamo della passaparola, quindi Gran parte sì. Sì. Poi dopo aiuta un po' tutto, il fatto di essere in FIVI, essere in varie cose, insomma, aiuta un po' tutto. Castello Sant'Anna è uno dei segreti Secondo me sì. più belli della regione Friuli Venezia Giulia. Per me è stato un segreto svelato oggi per me. Allora sono molto... Per arrivare a me ti dico, devi essere una persona curiosa e se ti fermi all'apparenza probabilmente non ci arriverai mai. Da me normalmente arriva una persona che vuole cercare qualcosa di più di quello che si trova ovunque. E senza dubbio lo troveranno, o Certo. li troveranno. Li troveranno, sì. Normalmente vi dicono di sì, poi dopo sai. Ma a parte del friulano e questo che abbiamo assaggiato, questo spumante qua, altri vini bianchi, perché voglio parlare anche dei vini rossi, però prima di andare su quello volevo parlare degli altri bianchi che fai. Allora, la mia azienda fa 4 vini bianchi, sono la ribolla gialla. Sempre macerato? No, normalmente no. Ok. Quest'anno... Allora non fai solo macerati. No, sono ancora con una gamba di qua e una gamba di là, come dice Stefano. Secondo me questo è giusto però, questo è giustissimo perché... Sai, bisogna secondo Ha me fatto il fare... ponte, ha fatto il ponte, Sì, però... Se hai le gambe abbastanza lunghe per stare tutte Quindi e due parliamo sponde. del funnumbalismo, quindi esatto. sta trovando l'equilibrio fra... Ok, allora un bel fresco ribolla gialla, il friulano macerato. Fresco è una parola grossa, nel senso che la mia ribolla insomma, è una ribolla abbastanza strutturata e importante. Anche perché ci avete spiegato che per l'annata 23 appena fatta hai fatto per la prima volta la macerazione della ribolla. Questo non spoilerare queste contro l'avversità Sì, dell'annata. sì. Quindi ci porta di nuovo su quel tornando tema. al discorso, io normalmente non faccio la macerazione, quest'anno è stata la prima annata in cui l'ho fatto, ma insomma l'annata si prestava a sperimentare, come si diceva prima, una cosa che non avevo mai fatto, e la ribolla mia comunque è una ribolla molto importante, dove si va a cercare una sovramaturazione. Ok. Sono viti che hanno 35 anni in equilibrio, conduzione biologica, non vengono concimate penso da più di 30 anni, e ci possiamo permettere di fare una vendemmia abbastanza tardiva. Questo ci permette di fare una ribolla abbastanza importante anche senza macerazioni e quant'altro. Quindi la macerazione non è stata fatta per questo motivo. Quest'anno è stata fatta per sperimentare, e secondo me sarà una cosa molto interessante.
Viene fatto un Tokai, sempre con una vinificazione in bianco. Super buono, super buono. Di questa vigna che ha piantato papà nell'89, una vigna in una bella posizione, esposizione ad est, sulla cima della collina, molto molto interessante come esposizione, come terreno, come tutto, una serie di cloni differenti che si danno veramente una varietà di uve molto molto interessanti. Anche lì una vinificazione in acciaio, esce dopo 2 anni di sosta sui lieviti. E per ultimo Sauvignon. Ecco, la bestia un po' nera mia, nel senso che forse è il vino che mi piace meno, lo dico pubblicamente a tutti. Piace meno nel punto di vista di un viticoltore? Non mi piacciono, no, non mi piacciono come tipo di vino? Non mi piacciono i vini aromatici, per cui okay. lo faccio ma lo odio nello stesso momento, per cui insomma, se dovessi rinascere domani mattina probabilmente non lo pianterei, quello sicuramente. Però sai, un'azienda nasce 60 anni fa, non è che ti puoi scegliere tu tutte le varietà. Se potevi svegliare domani mattina, scroccare la dita e tutto il tuo Sauvignon diventa un'altra varietà. Tokai friulano. Tokai tutta la Solo vita. Tokai friulano. E se non potevi fare Tokai? Oddio. Ma un vino perché Tokai ce l'hai già, devi scegliere uno nuovo. Uno nuovo Malvasia. Malvasia, ok. Sì, quello mi piacerebbe. Sì, forse una sfida nuova mi piacerebbe provare. Esatto. Rosso Merlot Forever. Ok. Anche se siamo in Friuli, ma purtroppo sì, no, Merlot no. Vale. E non posso non dire Pignolo, visto che siamo qua con esatto. Vero. Devi dire Pignolo. Sì. Ben, non hai sentito quello. Pignolo ha detto. Sì, no. Sto leggendo. Sì. Pignolo è sicuramente la sfida degli ultimi 22 anni, insomma. Ma allora volevo parlare un po' di questo vigneto particolare, perché quando si parla di vigneti sulla collina in Friuli, solitamente si parla di le colline, no? Che si dice che sono terrazzate. Girapoggio. Girapoggio, che ha detto. Sì, perché, ma anche in friulano mi sembra proprio collina vuol dire ronco, esatto. Ronco, sì. E quella è la parola che stavo cercando. Ronco, proprio la collina terrazzata. Lavorate a terrazze per poter coltivare. No? Esatto. In passato invece non solo viti, ma anche alberi da frutto. Ok. Sì. Però tu hai una situazione diversa, non il nome? Non il giropoggio. Non il giropoggio, grazie. Ma? Ti ho invitato per un motivo. Ma suggeritore. esatto, ma è un vigneto a ritocchino. Ritocchino. Adesso ho fregato bene. Ritocchino, che praticamente invece di fare perpendicolare devi andare su e giù. I filari che dal basso vanno verso l'alto. Okay. È stata una scelta casuale, voluta, non lo so neanch'io sinceramente. È stata una scelta nata sul campo, perché lì inizialmente volevamo fare anche noi delle terrazze. Eravamo stati a vedere alcune realizzazioni. Ma per esempio Carlo potrebbe aver influenzato. Carlo Petrussi stai parlando. Petrussi, no, sì. Carlo Petrussi ha aiutato a trovare la soluzione, perché avevamo iniziato a fare le terrazze, le monoterrazze. Monoterrazza non è proprio corretto, avevamo fatto delle terrazzine molto piccole per fare il monofilare. Okay. No? Sì. Volevamo fare dei filari simili a quelli che ha fatto Jerman sotto il castello di Trussio, per intenderci, quindi avevamo visto di iniziare a fare delle viti molto strette, delle terrazzine molto strette. Purtroppo il terreno però non ce l'ha permesso, perché la coesione del terreno non era tale da poter costruire la banchina. Quindi la collina forse ha già era una marna molto molto povera, molto secca, che non aveva coesione, e quindi a quel punto lì abbiamo dovuto decidere cosa fare. E l'idea è nata da Carlo Petrussi. Si è portato a vedere un vigneto a Nimis all'epoca di Dario Dri, Giovanni Dri, sì. E
E beh, ho detto, beh, allora se l'ha fatto Giovanni Dri a Nimis con una piovosità che è ben superiore a quella di Spessa, con una pendenza forse anche superiore a quella che avevamo noi, ho detto possiamo farlo anche noi. Così abbiamo fatto. È nato questo vigneto ormai 22 anni fa, è l'unico vigneto di Pignolo, come si ricordava prima, sul pianeta Terra, a Ritocchino. Come on, come on, ladies and gentlemen. Sì, l'unica nel pianeta Sul Terra. pianeta Terra, quindi Non c'è un'altra. Esatto. Nel mondo È non pazzesco. esiste. Esatto, è Quindi, pazzesco. loro che stanno parlando di Marte, hanno mandato satelliti verso Jupiter o sì, altre gli altri fanno le foto là. Perché non vengono qua per fare una foto dell'unico vigneto di Pignolo A Ritocchino. a Ritocchino? E hai visto, non lo so, qualcosa su questa scelta di fare questo tipo di vigneto, l'effetto sui vini, sulla crescita della pianta? Che cos'è il vantaggio che hai trovato in questi 22 anni andando avanti con questo sistema diverso dal solito? I vantaggi ci sono che a livello di costi di realizzazione sicuramente hai un costo inferiore, no? Perché fare la banchina ha un costo superiore. Allora già dall'inizio una sistemazione del terreno molto più veloce. In più hai un vantaggio che non vai a rovinare gli orizzonti della terra, nel senso che tu dalla base della collina alla cima tu vai a fare dei movimenti terra veramente minimi che ti permettono di non andare a stravolgere l'orizzonte della terra. Questo è fondamentale per il futuro. Non stravolgere fra 33 milioni di anni, 55 milioni di anni, quindi parliamo dell'epoca eocenica, quindi di non rovinare questi milioni di anni di lavoro naturale. Ma non c'è anche questo discorso con il vigneto storico di Gigante che non è mai fatto le terrazze? Secondo me sì. No, ci sono le terrazze, ma probabilmente sono fatte a mano. Una volta non avendo i Caterpillar, forse facevano dei movimenti minimi. Perché lui ha parlato sempre di queste idee che non sono state spostate le sostanze organiche. Allora non hai tolto questo strato iniziale superficiale della che è la parte più la parte organica, la parte alta, no? Quindi è fondamentale. L'humus, eccetera. Noi l'abbiamo visto sulla nostra pelle, cioè rifacendo le banchine sull'appezzamento del nonno nell'89 e sono stati fatti dei movimenti terra un po' importanti e ci troviamo adesso a distanza di 35 anni ancora con dei problemi, no? Andare a rovinare l'orizzonte del terreno poi ti riporta a avere problemi nel proseguo della vita, per cui meno tu vai a muovere meglio sarà per il futuro del vigneto. Quindi questi i vantaggi. Svantaggi, inizialmente abbiamo avuto uno svantaggio perché finché non aveva attecchito l'erba ovviamente abbiamo avuto dei dilagramenti al primo temporale che ci ha fatto dei bei danni, però nel momento che l'erba ha attecchito, questo vigneto è inerbito completamente da 22 anni, problemi non ne abbiamo avuti. Ecco, in questo momento c'è un problema di gestione dell'erba. Ok. Essendo in biologico, la gestione dell'erba è un po' un problema sotto fila. Abbiamo una macchina che lavora con delle spazzole e questo ci permette di contenere in parte l'erba. Certo, un'annata come quest'anno dove finestre di bel tempo tra una pioggia e l'altra non ce ne sono state, l'erba è diventata alta 1 metro senza poterla tagliare. L'unico modo per poter tagliare l'erba è andare con un decespugliatore a mano. Wow. E quindi questo è, diciamo, uno dei grossi problemi di gestione di questo vigneto qua. Per tutto il resto no, siamo contentissimi e hai, tornando al discorso di prima, una maturazione un po' scalare, nel senso che nella parte bassa avrai una maturazione un po' ritardata rispetto alla parte alta della collina, ma questo dà alla fin fine forse anche una ricchezza, una complessità al vino, no? Devi scegliere ovviamente una data che sia una media
tra diciamo, la sovramaturazione della parte alta della collina sullo stesso filare e magari un leggero ritardo che può avere la stesso filare nella parte bassa. Allora tu puoi sentire una differenza tra la parte bassa e parte... E quanti metri ci sono dalla parte sono filari che sono lunghi circa 130 metri, 140 metri. E l'altezza? Adesso non saprei dirti, però penso una trentina di metri di altezza. Si sente già la differenza sì. tra la parte più alta e la parte alta della collina ovviamente prende più sole. Per sua natura prende più sole, ma anche un orizzonte di humus molto più basso, più sottile. Trovi la ponca molto spesso proprio in superficie. Nella parte bassa ovviamente per liscivazione trovi molto po' argilla, quindi hai più sostanza organica, le piante hanno molto più forza, hanno un vigore molto superiore. E non fai una vendemmia diversa da l'ho fatto all'inizio. Per molti anni io su quel vigneto lì ho fatto l'appassimento, no? Un po' sulla scia di Michele, Moschioni, esatto. Tanto per tornare al fatto che insomma è bello sperimentare, ho fatto per un po' di anni l'appassimento. E cosa facevo? Facevo che sulla parte alta del ritocchino facevo una vendemmia a maturità completa in modo naturale, la parte bassa invece veniva raccolta magari qualche giorno prima del momento ottimale per avere un grappolo completamente sano, e veniva messo su i graticci e fatta una maturazione in fruttaio per 3-4 settimane senza nessuna forzatura, e così abbiamo gestito questo vigneto per una dozzina d'anni. Dal 2015 abbiamo deciso che non era più la strada, secondo me, ottimale per ottenere dei vini tipici, con una tipicità soprattutto, insomma, no? Quindi l'appassimento andava un po' a stravolgere questi vini, sicuramente molto interessanti, magari molto più pronti, maturi, strutturati, alcolici, però andavano comunque un po' a stravolgere la tipicità di questi vini interessanti che abbiamo, no? Ma sicuramente si potrebbe dire che sì, per questi primi 15 anni, 14-15 anni della crescita della vigna era necessario. Sì, certo, è stata fatta questa scelta perché secondo me la vigna aveva bisogno, cioè erano uve che comunque maturavano. Ma scusa per l'interruzione, ma la cosa che mi colpisce è sempre questo discorso che ho fatto con Gerolamo Dorigo, che lui ha notato la sua esperienza in vigna col Pignolo è cambiato dopo 15 anni, quindi 15 è diventato il numero magico. E quindi Andrea sta raccontando live la sua esperienza con quella vigna, e che sentendo quello che sta dicendo è la stessa cosa. Quindi le esigenze che un vignaiolo ha con una nuova vigna, nuovo vigneto, per raggiungere una buona maturità, 15-20 anni. Sì, e poi dopo, quando la vigna ha raggiunto la sua maturità, come noi, si potrebbe lasciare la vigna a fare quello che fa. Stiamo parlando proprio delle piante, sì. Non solo per non togliere qualsiasi confusione. Non stiamo parlando di invecchiamento del vino, stiamo parlando dell'età del vigneto, delle piante. La maturità della vigna. Non la maturità del vino. Del vino, esatto. Ma quello che tu dici, tornando al Pignolo, ne abbiamo parlato anche altre volte con te, no? Cioè, ho visto un cambiamento incredibile, che a questo punto non so se è stato dovuto al fatto che questa vigna aveva appunto 15 anni, al fatto che ero passato dal biologico, ma ho visto uno spostamento della maturazione da metà settembre a fine settembre. Sì. E su un vino dove la maturazione fenolica è fondamentale, sì.
è fondamentale. Una settimana in più, 10 giorni in più di maturazione sulla pianta per un vino come il Pignolo è veramente la vita e la morte. Sì. E come si è parlato più volte con te, gli ultimi 3-4 anni abbiamo avuto una vendemmia più bella dell'altra per la vigna, perché comincia a avere appunto 18, 19, 20 e passa anni di vita questo vigneto, no? Quindi soprattutto su varietà molto difficili come il Pignolo, l'età della vigna è fondamentale. Lo è per tutte le varietà, ma soprattutto su varietà come il Pignolo. Quindi la bellezza, se parliamo soltanto del Pignolo, l'esperienza di una leggenda come Gerolamo Dorigo negli anni 80-90, perché come un first mover, uno dei primi nella storia moderna del Pignolo, lui ha già fatto questa esperienza negli anni 80-90, mentre oggi ci sono tutti i produttori che hanno piantato, come si dice, intorno a 98, 99, 2000, 2001, come Andrea, hai piantato nel 2001. E lui ha iniziato a vedere, ma tutti, questa è la cosa incredibile. Quindi sì, non c'è una scuola, non c'è stato fatto uno studio, anche quello che ho fatto è soltanto un'osservazione, ma in questa osservazione c'è una verità. C'è una verità. Quindi la pianta, il Pignolo ci sta dicendo qualcosa, ci sta insegnando qualcosa. Per me la pazienza è la chiave. C'è solo Pignolo su questo collina? No, ci sono le 4 varietà. Ok. Secondo me ha un'esposizione a sud pieno, cioè prende sole praticamente dalle 6 di mattina alle 8 di sera. È un bel posto. È praticamente non so come dire, spiegare come una spiaggia, quindi ok. Sì, quasi, prendono sole ok. per 12 ore al giorno. In riviera. Una riviera, esatto. Una riviera, esatto, okay. Non mi veniva il termine, esatto, Sì. bravo. Beh, per cui abbiamo deciso di mettere solo varietà bacca rossa, ma anche perché mio papà era un po' un patito delle bacche rosse e abbiamo un po', per terminare il discorso di prima delle varietà che abbiamo in azienda, abbiamo più varietà bacca rossa che non a bacca bianca, perché prima si parlava appunto delle 4 varietà bacca bianca, ma abbiamo 6 varietà bacca rossa, perché abbiamo il Merlot, il Cabernet, che vabbè sono i classici vini che tutti noi abbiamo qua nei Colli Orientali, ma il Pinot Nero, che il nonno aveva ancora negli anni 60, lo Schioppettino, il Refosco e il Pignolo, che sono il Refosco e il Pignolo sono gli ultimi arrivati in azienda appunto nel 2021. È una scelta che ho dovuta al fatto che mio papà probabilmente prediligeva i vini rossi, non è dovuta a nient'altro. Poi il fatto che appunto c'è stata un po' questa riscoperta negli anni 80 delle varietà autoctone, quindi Certo. per primo abbiamo piantato lo Schioppettino e poi dietro il consiglio di Carlo Petrussi, nel momento che abbiamo fatto questa vigna, il Pignolo, in cui credevamo, perché avevamo assaggiato delle cose incredibili, appunto, di Viale Dorigo, eccetera, eccetera. E poi, sul suggerimento, io volevo all'epoca sedere il Refosco, però adesso sono molto felice di averlo, perché è una grandissima varietà. Anzi, nel frattempo abbiamo piantato qualcosa anche in più su un altro appezzamento che è di proprietà, è una varietà su cui punto molto per il futuro, insomma, molto interessante. Pinot Nero, questo è una cosa perché ho parlato l'anno scorso con Marco di Masutarive, Marco Gallo, e ho avuto anche prima la famiglia di Le Due Terre, questa idea di Pinot Nero, no? E allora la scelta di fare questo vino che ad una volta tutti hanno detto ma sei pazzo, qui non viene mai bene Pinot Nero, però adesso si scopre che ci sono dei posti dove viene molto bene Pinot Nero. Chi ha fatto il Pinot Nero, prima cosa tu o tuo padre, No, e perché?
per l'amore di Dio, quando tutto il mondo ha detto sei pazzo per Sì, fare sì. il Pinot Nero. È un vino, è un'uva, un vino, una vigna, una vite che divide, nel senso, per molti anni ho pensato di estirpar tutto e di Tutti dicono la e di stessa cosa. abbandonarlo, perché Esatto, no, lascia stare. Ma sai che dicono la stessa cosa del Pignolo? Ma ti dirò no, non è a livello del Pinot Nero. La derivazione del nome è Pino, più o meno Pignolo. Pino, Sì, Pigna, Pigna, esatto. in Francia Pinot, quindi Però sai, Esatto. allora, Stessa cosa. Pignolo, ti dirò, anche l'annata come quest'anno, piovosa, umida, grandinate, non c'era un chicco marcio, non c'era botterite, Dai, non c'era nulla, assolutamente questa è nulla. la forza Super del- resistente, sì, sì. Questo è il Mio- tuo eroe. mio Sul Pinot sensei. Nero, invece, sai, il Pinot Nero cominciavi a avere qualche problemino aspettando la maturazione, per cui insomma, Più è un po' delicato. più delicato, un po' più rognoso. No, noi nonno nel momento che ha comprato l'azienda si è trovato una parte di vigneto a Pinot Nero negli anni 60. Già messo su. Sì. Per cui vinificato già all'epoca, non ricordo adesso se in purezza o misciandolo con altre cose, vabbè. E papà però appunto nel 91 pianta questa vigna di Pinot Nero. Inizialmente io sinceramente non ho capito se l'avesse piantata per fare questa base spumante, perché appunto nel 91 lui ha iniziato a fare questo metodo classico, l'afroso. L'ha fatto per i primi anni solo con la ribolla gialla, ma nel momento che la vigna ha cominciato a produrre Pinot Nero, mi ricordo ha cominciato a fare dello spumante con questo Pinot. Probabilmente perché era un vitigno giovane, quindi uve magari non proprio equilibrate o d'altro. Negli anni questa vigna diciamo, ha raggiunto una bella maturità, una produzione abbastanza limitata, è in una zona piuttosto fresca, vicino al torrente Corno, dà un prodotto molto interessante. E adesso starà a vedere cosa succederà negli anni futuri, nel senso che 2022 un'annata con medie superiori ai 30 gradi anche di notte, Sì. con massime oltre i 39 gradi per quasi 10 giorni nel Cividalese, certo non hanno aiutato a fare un Pinot Nero, no? Certo. E quale sarà il futuro per questa varietà? Quello non si sa, probabilmente non sarà più da poterlo coltivare nei versanti ben esposti, bisognerà nasconderlo a nord, non lo so, sarà da rivedere molte cose se cambierà come sta cambiando il clima, no? Ma con piante vecchie, un vigneto vecchio, le piante vecchie hanno una capacità di rispondere ai cambiamenti, diciamo. ai cambiamenti. Sicuramente chiederà un cambiamento del tuo lavoro insieme, ma insieme entrambi di voi, le piante e tu, avrete la capacità di... Comunque sì, è un grandissimo vino, nel senso che è un vino che ti può dare delle soddisfazioni incredibili come anche delle grandissime delusioni. E secondo me è uno di quei vini dove è necessario avere anche una bella botta di fortuna nel momento esatto della raccolta, no? Perché non è un bianco, non è un rosso, devi scegliere veramente l'attimo esatto per la raccolta, è fondamentale per il Pinot Nero. Pensando dalla prima volta quando ho fatto la visita in azienda per quella degustazione, quella serata con Giovanni Muniso, adesso sto pensando, forse era l'annata 2009 o 2007 che Potrebbe essere 2007 perché che abbiamo assaggiato. Io o 2009, perché dopo dal 2010 mi pare sono uscito dal movimento turismo del vino, sì. ho detto a Giovanni che era il miglior Pinot Nero che ho mai assaggiato in Friuli Venezia Giulia. Wow, big compliment. Ma non l'ho assaggiato nel frattempo. Sono stato preso è un vino che ti dà soddisfazione, come dicevo, anni alterne, per cui alterni una grandissima annata a un'annata mediocre. Sì. Quella è un po' la difficoltà, fare un Pinot Nero, soprattutto secondo me adesso in Friuli,
questi anni un po' di cambiamenti climatici. Insomma. Non è così semplice. È molto più facile gestire un vitigno autoctono come il Pignolo, come il Refosco, come lo Schioppettino o un Merlot. Quindi tu sei già preparato perché sì, per qualsiasi eventualità, perché se mi ricordo mi ha detto che sì, quel vignetto a ritocchino è stato piantato anche forse per fare un rosso. Quindi l'idea iniziale era quella, no? Cioè mescolare tutto insieme. Esatto, mettere 3 varietà autoctone, Schioppettino, Pignolo e Refosco, e poi vediamo. Poi negli anni, insomma, la vinificazione ha dato, diciamo, lustro a tutti e 3, no? Quindi è un po' difficile decidere di sacrificarli per fare un uvaggio. Puoi fare un grandissimo vino sicuramente facendo anche un uvaggio, però anche separatamente, individualmente sono 3 vini molto interessanti. sicuramente questo vignetto è un cru. Ok. È un cru per il Pignolo. C'è un nome di questo senza- vigneto? Si può dire cru, non lo so. C'è un nome di questa collina? No, c'è un nome vero e proprio. Lì era una collina che era già un vigneto storico, perché noi l'abbiamo acquistato nel 2000 e nel 99 era coltivato a vite, esistevano viti di oltre 70 anni, quindi che avevano una bella età. E nella parte alta non era coltivato, diceva papà, c'era una cava all'interno della collina, infatti c'è una specie di apertura nella roccia dove andavano a estrarre pietra per fare mole per affilare gli utensili, perché c'era questa pietra grigia, no? Sì, una collina un po' particolare, no? Infatti quando abbiamo fatto lo sbancamento, anche se abbiamo fatto una movimentazione molto molto delicata, ci siamo imbattuti in molta roccia, molte venature di arenaria Sì. che andavano in diagonale e prendevano tutto praticamente il vigneto. Interessante. Siamo qui a più di un'ora che stiamo andando avanti, allora non voglio prendere troppo tempo tuo. Non lo credo. Come dico sempre, time flies when you're having fun. Il tempo vola quando si diverta. Però volevo fare l'ultima domanda, ma prima che faccio quello, Ben, c'era qualcosa che tu volevi chiedere prima che faccio questa l'ultima domanda? Direi che io ho fatto così tanti interventi. No, ma sei qui per quello, Ben, per questo ti ho invitato proprio. No, solo che per me Castello i Colli di Spessa probabilmente non è una zona raccontata come per esempio la località Rocco Bernarda, Ok. che è soltanto dall'altra parte della strada, Esatto. via Cormons. Ma quello che ho notato è la qualità dei vini che vengono dai Colli di Spessa. E recentemente c'è stata una presentazione a Butrio per quanto riguarda l'importanza della geologia. Un francese che ha fatto uno studio insieme con Enzo Pontoni per quanto riguarda la Ponca, che è questa marna arenaria. Sì, Colli di Spessa è pieno della Ponca. Pieno della il terreno, insomma, da Cividale in giù. E perché Sì. lui ci ha spiegato che c'è una grande differenza fra il Flèche di Cormons e quello che si chiama la Ponca, e quello che si chiama il Flèche di Griveau, e quello che si chiama il Flèche di Clausetto, e tutti gli altri. Ok. Quindi ci sono tante cose ancora da capire e da apprezzare. E una delle cose da apprezzare dei Colli di Spessa sono i vini di Castello Sant'Anna di Andrea Giaiotti, e quindi dovreste trovare un attimo
passare là. Anche una bella posizione, come abbiamo visto, l'agriturismo, la sala di degustazione. Infatti spero di portare su più persone, perché è un grandissima impressione di avere questo panorama da te. Allora ci vediamo più spesso lassù. Grazie, vi aspetto. È un balcone naturale bellissimo. Bellissimo. Infatti, molti arrivano e la prima cosa che mi dicono: ma tu vivi un paradiso, non serve che vai in vacanza. È vero. Ho detto, questo è un problema tuo. No, in effetti, per amor di Dio, io durante l'estate ogni sera mi fermo a fare una foto al tramonto, perché da lì vedo dei tramonti Anche stasera. incredibili. Sì, ogni sera, cioè vedi questo sole che tramonta dietro il Monte Cavallo con delle luci, dei colori incredibili. Sì. È veramente una gioia per l'anima. Allora, la mia ultima domanda è questo. E parlando di Paolo Rodaro, che mi ha insegnato di fare questa domanda. Mi spaventa. Esatto, stai attento. No, veramente lui mi ha detto di fare 3 domande, però faccio solo una. Hai un sogno nel cassetto? Ne avevo tanti e ne ho ancora tanti. Come dicevo prima, cioè il sale della vita, secondo me, è il sognare, la curiosità, e se non hai sogni, non hai curiosità, non vai da nessuna parte. Ne avevo e ne ho ancora tanti. E allora puoi raccontarci una? Sono sogni, è meglio che rimangano nel cassetto. Ma neanche uno piccolo. Nel momento Che bello, ma questa è la curiosità. Lui sta mettendo il sale sulle nostre aspettative, quindi allora, arriverà. Che sono bella molte risposta. cose. No, devi avere dei sogni. Mhm. Ma infatti Paolo ha detto se Molti- qualcuno dice che non ha dei sogni nel cassetto è da scartare subito come azienda. Anche non legati al mondo del vino, perché insomma ognuno di noi ha anche una vita. No, ma ovviamente per sto cui- parlando del mondo del vino, anche per il mondo del vino. però non ci dice niente. Ma insomma, dai, a breve devono fare la visita e parlare direttamente con il titolare. Bene, allora mi È sempre soddisfa in di evoluzione. questa curiosità. Il sale. Cosa hai detto? Il sale della vita. Sale Wow, della questa è la prima volta che ho sentito questa Bello, frase. bello. Grazie tantissimo, Grazie a voi, Andrea, grazie è a stato te. un piacere Altrettanto. visitare e scoprire questa bellissima azienda e assaggiare i tuoi vini. Tu non hai fatto una visita oggi, sei venuto solo a bussare alla mia porta, ci siamo bevuti una bottiglia di vino. Le visite da me durano un po' di più, nel senso, Ok. E sicuramente mi in piace vigna. parlare, assaggiare con No, calma. quello è vero, perché oggi è stato gelido, allora sì, fare una camminata in vigneto Quindi oggi è sai stato un qualcosa, po'. quando viene da me non mi va più a casa. Sì. No, è vero. È vero. Allora, Ben, Vi aspetto. aspetto. Vi aspetto. E tu mi dici quando vai Con su più per calma. proprio la maratona, vengo con te. Fra qualche settimana, quando sì, Aspettiamo Passo la per basta zero zero gradi. gradi. allungherà un po' il giorno Esatto. e poi sì. Andremo a vedere le vigne. Sì, Non, questo ve- è- visto. non vedo l'ora. Grazie Ben. Grazie, Wayne. Andrea. Grazie a te. È stato veramente un piacere. Grazie a voi. Grazie Andrea. Bellissima scoperta. Grazie.